Allora, noi nasciamo nel 1979, sono quasi passati 40 anni. Nasciamo come azienda orticola di produzione di prodotto finito su circa 12 ettari di terreno che avevamo in affitto. Poi, dopo qualche anno di produzione orticola, no, nella quale provvedavamo a produrci le piantine da trapiantare, abbiamo cominciato a offrire questo prodotto, cioè la pianta da trapianto, agli ortolani della zona e progressivamente ci siamo trasformati da ortolani a vivaisti. Adesso lavoriamo su circa 40.000 metri quadri di terreno, di superficie coperta, e produciamo piante da orto per il trapianto. Intorno al 78-79 praticamente io ero uno studente e ci siamo messi insieme con altri studenti disoccupati, sfruttando una legge nazionale, che è la 285 sulla disoccupazione giovanile. Abbiamo costituito una cooperativa agricola di produzione e lavoro, abbiamo chiesto in affitto appunto questa azienda e ci siamo inventati un posto di lavoro, abbiamo cominciato a fare gli ortolani. Ecco, questo era nessuno di noi aveva grandissima esperienza e così abbiamo cominciato cercando di crearci un reddito. Ci è voluto qualche anno, insomma, prima di cominciare a capire come funzionava, però insomma dopo siamo abbastanza soddisfatti dei risultati ottenuti. Negli ultimi anni abbiamo visto una crescita significativa delle piante che dalla semina diretta in campo, no, andavano trapiantate. Quindi l'orticoltura della zona ha cominciato a chiedere piante sempre di più dal punto di vista numerico per poter trapiantare. Ecco, noi abbiamo cercato di seguire questo trend, questa richiesta che ci veniva dai nostri clienti e quindi c'era il bisogno e la necessità di crescere anche come superficie. Lavoriamo con settori che hanno delle concentrazioni molto alte durante l'anno e per cui in quei periodi là bisogna avere una potenza di fuoco importante per poter rispondere alle esigenze dei clienti. Abbiamo utilizzato i fondi del PSR per rispondere a queste domande e quindi per crescere come superficie e quindi poter riuscire a produrre i numeri che ci venivano richiesti, insomma.